A 4 giornate dal termine del campionato di eccellenza, Baiardo ospita sul campo di Sant'Eusebio la sestrese di Mister Podestà, che non perde da 3 giornate consecutive. I ragazzi di Guido Poggi, invece, annoverano una sola sconfitta nelle ultime 7 giornate, subite proprio nella scorsa giornata contro la Genova Calcio. Attualmente in terzultima posizione, il Baiardo vuole e cercherà di ottenere i 3 punti, per mantenere viva la lotta per la salvezza sino all'ultima giornata, e magari, con una fortunosa combinazione di risultati delle altre squadre, evitare pure i play-out per non retrocedere. Via il primo tempo e nessuna delle due squadre riesce a insidiare la retroguardia avversaria nel primo quarto d'ora di gioco. Le due formazioni in campo si studiano e lottano a centrocampo, ma nessuna riesce a imporsi e predominare sull'altra. Bisogna attendere sino al 17° minuto di gioco per la prima azione pericolosa del match. Il tentativo è di Merialdo della Sestrese, che prova così a impensierire il numero 1 neroverde bianchi. Dopo un minuto ci prova ancora la formazione ospite, questa volta con Battaglia. Azione ben strutturata, ma la conclusione del numero 10 colpisce solo la rete esterna. Poco e nulla per circa un altro quarto di tempo. Al 31° è ancora la Sestrese a fare capolino nell'area avversaria. Merialdo serve Libbi sulla destra, che a sua volta prova a servire un compagno con un cross basso all'interno dell'area. Buona però la posizione di Bianchi, che anticipa tutti sbandacciando come può lontano dalla sua porta. Ma a poco più di 5 minuti dal termine del primo tempo è il Baiardo a passare con cinicità in vantaggio, sfruttando la prima azione offensiva della prima frazione di gioco. È il colpo di testa di Gasti a battere l'estremo difensore della Sestrese Rovetta, sinora mai chiamato in causa, portando i suoi sull'1-0. Termina dunque 1-0 in favore dei padroni di casa di Mister Poggi il primo tempo dell'incontro. Con le immagini e montaggio di Enrico Figus passiamo ora alla ripresa. Via il secondo tempo ed è della Sestrese il primo tentativo della ripresa. Mossetti prova a riequilibrare le sorti dell'incontro, ma Bianchi non si fa sorprendere negando la gioia del gol al numero 8 e mantenendo il risultato inalterato. Non succede più nulla di rilevante sino alla mezz'ora di gioco. Al 30° minuto si fa vedere anche il Baiardo con il tentativo dalla distanza di Lembo, ma la conclusione del numero 4 non c'entra il bersaglio. I neroverdi insistono e 2 minuti più tardi arriva la rete del raddoppio. Ottima l'incursione in area di Gianluca Poggi, che arriva anche alla conclusione. Rovetta si oppone ma non blocca la sfera. Belfiore si fa trovare prontamente al posto giusto nel momento giusto, raccoglie la respinta e insacca così la rete del 2-0 per i padroni di casa. Al 36° minuto la Sestrese rimane in 10 uomini per l'espulsione di Tancredi e proprio sul finale arriva il definitivo 3-0 per il Baiardo. La terza rete dei neroverdi è siglata dal subentrato Angotti, che scavalca così il portiere decretando la vittoria dei suoi. Termina dunque 3-0 in favore dei padroni di casa l'incontro fra Baiardo e Sestrese. Le reti di Gasti nel primo tempo e di Belfiore Angotti nel secondo regalano 3 punti fondamentali nella lotta a salvezza di questo finale di campionato di eccellenza.